Poi comparirà, quando avrò contato il numero 3, l'immagine di quella volta al supermercato. Comparirà quell'immagine ferma, fissa, come una fotografia. Ecco, il tuo cervello la sta già cercando. L'immagine non si muoverà perché è una cartolina fissa. Io conterò fino a 3 e quando avrò contato fino a 3 l'immagine apparirà sullo schermo e tu la potrai guardare bene e dire che cosa c'è in questa immagine. Io conterò fino a 3, sì, il tuo cervello la sta trovando, ecco, l'ha trovata. 1, 2, sta per comparire. 3, oh, compare, immagine, ferma, fissa, guarda, dall'alto al basso, da destra a sinistra. È un'immagine ferma, fissa, guarda. Cosa c'è in questa immagine? Cosa si vede in questa grande cartolina ferma? Me lo puoi dire? Guarda. Cosa si vede? Ferma, fissa. Supermercato. Sono io col carrello. Col carrello. Cosa c'è nel carrello? 2 o 3 cose. 2 o 3 cose. Ora conterò fino a 3. E quando avrò contato fino a 3, lo schermo diventerà grande, 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 grande. Tu ci sarai dentro e la scena si muoverà. 1, 2, 3. Oh, muove. Ora che succede? C'è gente. Gente. E ora? Non sento il corpo. Non senti il corpo. E ora cosa accade? Oh, Non sento il corpo. non senti il corpo. Sono sollevato. Sei sollevata. E ora cosa accade? Guarda. Sono all'esterno. Sei all'esterno. Cosa si vede da lì? Vedo il supermercato. E ora cosa accade? Sto andando verso l'alto. Verso l'alto. E il tuo corpo dov'è? È con te? No, è rimasto lì. E ora che succede? Guarda. Sono in alto. In alto. E ora cosa accade? Sono trascinata. Trascinata. Da cosa? Come? Non vedo niente, però mi sento sollevare. Vado sempre più in su. Sempre più in su. Cosa c'è più in su? Una cosa grande. Grande. Che forma ha?
circolare, ovale. Ovale. E ora che succede? Mi sto sempre alzando. C'è qualcuno con te? No. Ecco, ora sei arrivata. Come è fatto questo posto? È ovale, metallico. C'è qualcuno lì dentro? Chi c'è? C'è uno davanti, grande, bianco. Come è fatto? Sembra una mano, bianco, Guarda le mani. bianco. Quante dita ci sono nelle mani? 6. Guarda gli occhi. Sono chiarissimi. E la pupilla? Che forma ha la pupilla? È chiara, non è scura. È chiara. E ora Anche cosa succede? Ora. indica di andare. Ce l'hai il tuo corpo? Sono senza. Non capisco. Dov'è che devi andare ora? Dentro. Dentro cosa? Dentro. C'è una stanza. C'è una stanza. Cosa c'è nella stanza? Cilindri. Cilindri. Quanti sono? Tanti. Tanti. Cosa c'è dentro? Da questa parte Sì, a destra. ci sono altre persone. Sono tante persone. Sono ambisessi. Non distingo. Non distingui. Sono umani? Mm. E dall'altra parte? Non sono tutti ma ci sono tanti. Non ce ne sono tanti. E cosa c'è lì dentro, a sinistra? Ci sono umani? No. Come sono fatti? Sono più alti. Sono più alti. E a chi assomigliano? Assomigliano a quello bianco? O no? Più o meno. Non proprio. Non proprio. Cos'hanno di diverso? Hanno gli occhi più grossi. E le dita nelle mani? Come sono fatte? Non si vedono? No. E ora cosa succede?
Come ti tengono lì? Non mi tengono. Come hanno fatto a staccarti dal tuo contenitore? Non lo sai? E ora cosa succede? Mi fanno andare oltre. Oltre. Cosa c'è oltre? Un'altra stanza. Un'altra stanza. Come è fatta questa stanza? Cosa si vede? In questa stanza? Ci sono piccoli e sereni. Piccoli sedili. E ora cosa accade? C'è un movimento circolatorio gotteante. Ruota qualcosa? Sì, Le pareti della stanza? sì. Mm. E ora cosa succede? Mi sento andare di qua e di là. E cosa c'è di qua Catena. e di là? Di là c'è il mio corpo. Di qua ci sono io. Il tuo corpo è l'originale? No? È una copia. Lo riconosci? No. E poi c'è qualcos'altro di qua e di là. Dove ti fanno andare? C'è una stanza. Di là. Cosa? Qualcuno di piccolo. C'è qualcuno di piccolo? Mi sembra un bambino. Come è fatto? Come un bambino. Però non è un bambino. No. È vestito? No. È luminoso? Sì. E ora Chiaro. è chiaro. Chiaro. Cosa fa questo non bambino? Sto guardando i contenitori, gira attorno. Ma perché mi fa andare di qua e di là? Entri in tutti i contenitori? No, No. però mi fa andare di qua e di là. Cosa c'è di qua e di là? Di qua ci sono i contenitori pieni. E ci entri dentro? No. Di qua sono vuoti qualcuno. E ora cosa succede? Devo andare Dove devi andare? dall'altra parte. Dove ci sono quelli vuoti? Sì. Per fare cosa? Al primo? Al primo.
chi c'è dentro il contenitore vuoto, come è fatto il contenitore vuoto. È trasparente. È trasparente. C'è qualcuno dentro. Che forma ha? Grande. È grande. A cosa assomiglia? Ha un che di militare, ma no. Ha un che di militare. È vestito? No, Com'è il colore della pelle? scuro. Scuro. Devi andare lì dentro? No. E allora cosa devi fare? Lì. Cosa vogliono? È sempre quello lì alto. E poi c'è il bambino. C'è quello piccolo che sembra un bambino e quello alto. Mm. E ora cosa accade? Stanno controllando tutti. Mi devo ritornare laggiù, verso una vetrata. Cosa c'è lì alla vetrata? È come se fosse una console. Mm. Una console. Dei tasti. Ma io non... Ce l'hai il corpo? Ora. ce l'ho e non ce l'ho. Com'è fatto quando ce l'hai? Assomiglia al tuo contenitore originale? No. A cosa assomiglia? È quello alto, A quello alto bianco? quello bruno, quello scuro. Quello scuro? Quello che era un militare? Come si chiama il militare? E perché dovresti saperlo? Perché sono curioso. Io no. Ma io sì. Chi sei tu? Antos. Questo nome te lo sei inventato? Ma Da dove vieni? Non me lo vuoi dire? cintura di Orione. Ah,
Cosa ci fai in questo contenitore? Mi serve A fare cosa? vedere Vedere cosa? e capire Capire cosa? il comportamento Di cosa? di voi. Perché? Può sempre servirci. A cosa? A noi. Cos'è che ti interessa? In realtà. La mente. Solo la mente. E anche tutto il resto. E di tutto il resto cosa in particolare? Anche il corpo. Cosa ci fai col corpo? Può servirmi. Ma non è quello che ti serve. Ce l'hai un corpo? Finto. Perché ti hanno fatto quel corpo finto strano? Serviva. O che gli è venuto in mente di farti 6 dita? Ne potevi fare 5. Sarà stato un errore. No. Può darsi. Da dove vieni? Più distante. Dove? Un po' più distante. Ah, un po' più distante di Orione, eh? Da dietro la luna di Venere. Ma cosa ci fai lì dietro? Ci viviamo. Cos'è che volete dagli umani, in realtà? La consapevolezza Che si trova dove? è profonda dell'anima. Bene. E perché ve la dovrebbero dare gli umani? Veramente non ce l'avamo, se la dovevamo prendere. Ma la parte animica di questo contenitore non è d'accordo. E ora ti manda via. Chi è quel militare? Quello a cui bisognava dare un po' di energia. Quello ci serve. Ma lui lo sa. Come si chiama? Tanto io non lo conosco. Puoi dire un nome qualsiasi. Come si chiama? Non lo so. Ma come non lo sai? Certo che lo sai. Quello poi vi frega, eh? Vi frega a tutti. Lo sai che tipino, eh? Poi vi frega. Te credi di fregare lui? E lui frega te. Perché lui è più furbo. Lo sai che è più furbo lui.
Ma Lo ha già dimostrato. dici? Tu vuoi fregarmi? Cosa te lo fa pensare? Qualcosa te lo farà pensare. Non può essere solo un sospetto. Perché mi fai... Vuoi sapere come si chiama quello? Certo, ma te mi puoi dire tutto quello che vuoi. Mhm. Un nome qualsiasi potrebbe essere finto. Io non potrei mai saperlo. Ah, sì. E allora, perché non me lo dici? Sì, difatti. Non ha significato quel nome. Si chiama Ero. Per te non ha significato, ma per me sì. Perché non è un semplice militare? Semplice. Mhm. E allora perché ci state tanto dietro? Ci serve. Sei sicuro che loro non ti freghino? Mhm. Secondo me la cavalletta è più brava di te. Sai quella specie di insettone grosso? Tu dici? Sì. Intanto lei un corpo ce l'ha. Ce l'ha. È innegabile. Sarà brutto quanto ti pare, ma ce l'ha. Mhm. Anch'io. Anche cosa? Anch'io. Sì, quello di un altro però. È sempre un corpo. No, ma non è il tuo. E ora poi lo stai per abbandonare questo corpo. Ma Quando ci sei entrato dentro questo contenitore? tanto semplice. Ho capito che è semplice, ma quando ci sei entrato? Un giorno. E perché hai scelto proprio questo? È più pratico. Più pratico? Come mai? Collaborante. Ah, collaborante. Come mai collabora? Vai e viene. Cosa va e viene? Con il suo sarcofago è più facile. Ma la sua parte nemica non vuole. E quello è un altro discorso. Lo sai che la sua parte nemica ora sta sentendo tutto e che comincia a ribellarsi, come ha fatto le altre volte con gli altri. E lo sai che ora ti butta fuori? Con la vibrazione. La conosci la vibrazione? La parte nemica comincia a vibrare, a vibrare, a vibrare, a vibrare, sempre di più, sempre di più, sempre di più. E te ti stacchi. E la parte nemica comincia a farlo. Vedi? Guarda come fa bene. Vedi? Guarda come fa bene. Guarda come fa bene, guarda come fa bene. Hai visto? Guarda. Guarda. Hai visto? Te l'avevo detto che questo non era adatto come contenitore. Te l'avevo detto, E vibra sempre più forte, di più, di più, di più, di più. Sempre di più. E non puoi resistere, guarda, non puoi, finisci per essere combusto, bruciato, distrutto. Sempre di più.
la parte animica vibra, 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 vibra la tua stessa vibrazione in controfase. Sai cosa vuol dire controfase? E aumenta la potenza, a questo punto aumenta l'energia, controfase, energia forte. 1, 2, 3, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, la tua parte animica sempre di più, butta fuori questo e lo butta fuori di più e la vibrazione arriva in fondo, in alto, sopra, di traverso, è tutta una vibrazione, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. E non c'è più niente da fare, si stacca quel coso, sempre di più, forte, di più, un bel respiro e si stacca tutto, non puoi resistere, di più, ancora, 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 e ora la botta finale, vibrerà fino a che non si sarà staccato, vibrerà fino a che non si sarà staccato, di più, senza fermarsi mai, perché l'energia è tanta, infinita, di più, ancora, 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 e mano a mano la vibrazione sale e questa cosa si stacca, riprende la parte animica, il suo contenitore per intero, ci si allarga dentro, occupa tutti gli spazi, così, vedi, così, tutti gli spazi che non aveva più. E questa cosa non rientrerà mai più, staccata completamente. Vedi com'è facile? Vedi com'è facile? Ancora di più. Hai visto? Eccoci. Come ci si sta in questo contenitore ora? Ci si sta bene? Perché ci si sta bene? Qual è il motivo del perché ora ci si sta bene? Perché ora ci si sta bene? Ma ci si sta proprio bene? No? Bisogna dargli un'altra scossettina? Diamogliela. Sei capace? Non sento. Vogliamo dargli un'altra scossettina? Questa volta più forte. Non sento. Non lo senti? Dove è andato a finire? L'abbiamo buttato fuori? E allora diamogli dentro. Guarda, aumenta la tua vibrazione, forte, forte, come hai fatto prima che sei stata brava. Questa volta di più. Brava, così. È come un respiro. È come un respiro. E mano a mano che respiri lo butti più fuori, è come un parto, buttarlo fuori.
Con la tua forza lo puoi fare meravigliosamente bene. Ancora un respiro di più. Ecco, ora dagli la spinta finale con la scossa, come sai fare tu. Così, forte, 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 forte. Un respiro è come un parto. Così. Ecco. E ora? Così. Hai visto? Hai visto? Dov'è finito questo coso? Guardalo. C'è? Se n'è andato. Come ci stai dentro questo contenitore ora? Bene. Hai più spazio ora. Come ti chiami? Iris. Bene. Come si sta in questo contenitore ora? Rispetto a prima? È solido. C'è ancora quel signore? No. Guarda bene. Lo vedi bene? È davanti a me. E allora mandalo via. Con la tua forza. Hai visto com'era facile? Però lo devi fulminare, perché solo così lo puoi mandare via bene. E non tornerà più e non ti darà più fastidio. Vogliamo provare? Conto fino a 3 e poi lo fulmini, va bene? 1, 2, brava. 3. Oh, forte. Forte. Chi è quello lì? Chi era? Essere grande. Un essere grande. C'è più ora? No. Lo vedi più in giro? No. Brava. Perché ti sei fatto prendere dall'essere grande? Quando è successo? Te lo ricordi? Quando è successo? Ero lì. Eri lì? Lì dove? Al supermercato. Ed è venuto l'essere grande e t'ha preso? Non ti devi più far prendere. C'era qualcosa. Cos'era quel qualcosa? Una persona vicino. Chi era questa persona vicina? Era una donna. Che cosa c'entra questa donna con l'essere grande? Non lo so. Lo sai cosa voleva l'essere grande da te? Voleva la tua energia. Non gliela devi più dare. Sai quante volte è venuto l'essere grande in questi giorni? Tante volte. Tante. E tu non gliela devi più dare l'energia. Lo sai come si fa a non dargli più l'energia? Come si fa? Fulminandolo. Brava. Sei stata capace di farlo bene? Sì. Quello non viene più perché l'hai fulminato. Lo sai chi la dava al militare l'energia?
chiamava quel militare? Ero Di che nazionalità era? veramente non è di questo. No? E da dove viene? Da parte di Centauri. Ah, non è roba nostra allora. No. Ma sembrava un uomo. Mm. Non gliela devi più dare l'energia, capito? Te da quanto tempo vivi? Te lo ricordi? Da quanto tempo vivi? Migliaia d'anni. Quanti? Migliaia. Tanti, eh? Sai cosa facciamo ora? Ora facciamo una cosa. Ora andiamo all'inizio del tempo. All'inizio, nel momento in cui tu hai capito di essere, in quell'istante lì, all'inizio delle cose, all'inizio del tempo, all'inizio dello spazio, all'inizio di tutto. Guarda come si va lì. Facile, no? Bene. Ora che sei lì, osservati intorno. Cosa si vede? Spazio. Tanto. Infinito. Meraviglioso. Ora che sei lì, ti dico, non farti più prendere, non farti mai più prendere, non farti mai prendere da quelli lì, chiunque essi siano. Nessuno deve prenderti, nessuno. Tu devi rimanere con i tuoi contenitori, sempre, e non devi andare mai più con nessuno. Lo sai fare? Sai come si fa? Si rimane attaccati al contenitore. Tu lo puoi fare. Se qualcuno cerca, e cercherà, quando arriveranno i tuoi contenitori, di portarti via, tu comunque non lo permetterai. Ti opporrai. Sai come si fa ad opporsi? Basta l'atto di volontà. E chiunque non vorrà, lo dovrai fulminare. Perché tanto non capisce. Se no poi torna. Sei d'accordo con me? Sono grande. Sei grande, eh? E sei d'accordo con me? Puoi scegliere per fare quello che vuoi, eh? Non è obbligatorio che tu sia d'accordo con me. È la mia decisione. Brava. Ora loro non potranno più venire. E tu non avrai più questi momenti. Il tuo contenitore non avrà più questi momenti. Guarda, ora ritorniamo all'istante in cui tu sei nel supermercato. Vedi, sei nel tuo contenitore. Guarda un po' che succede ora. Osserva ora cosa succede. Qualcosa di diverso accade. Guarda. Cosa sta? Un movimento.
Cosa sta accadendo? Ora. Ho visto come mi hanno preso. Hai visto? Ora lo vedi. E ora cosa succede? Ci vai con loro? No. No. Ora no. Ora no. Ora no. Vedi com'è cambiato? Ora non ci vai più con loro. Hai visto? Sì. E loro come ci rimangono? Malissimo. Se ne Sono vanno? incazzati. Sono incazzati? Se ne vanno? Non possono più farci niente. No. E te sei lì nel supermercato. Oh. Ora non verranno più a prenderti. Nessuno deve venire più a prenderti. Perché hai imparato una cosa nuova. Sono più venuti gli altri a prenderti. Sì. Chi sono gli altri? Quelli piccoli. Cosa volevano? Controllo. Cosa volevano controllare? Sempre il corpo. Perché cosa c'è nel corpo che gli interessa? Ma loro lavorano così. Come hanno sempre fatto. Perché ti sei fatta prendere da loro? No. È stato d'improvviso. Lo sai che ora non accadrà più? No. Chi c'era dietro i piccoli? Sempre quello. Quello alto? Ora non potrà più accadere. Anche se viene un altro alto. Chiunque venga, tu lo bruci. Brava. E ti ricorderai tutto. Tutte, se dovessero tornare, tu te lo ricorderai e sentirai il bisogno di telefonarmi. Se dovessero tornare. Non ti ricorderai poi di questa cosa, ma ti verrà in mente non appena ti avranno riportato. E la memoria rimarrà chiusa dentro di te. Se dovessero ritornare. Ma non torneranno. O meglio, torneranno ma non saranno capaci di portarti più via. Perché tu lo sai ora come si fa. Guarda ora avanti. Guarda in qualcuno dei tuoi contenitori futuri. Non qualsiasi. Lo portano via? Ci riescono? Ci riescono? Guarda. No. No. Neanche i tuoi contenitori futuri. No, perché tu hai fatto l'esperienza. Questa l'hai fatta. Sei contenta? Non ti farai più fregare, vero? No. Se no me lo devi dire. Ma non ce ne sarà bisogno. Mi raccomando. Certo. Né i piccoletti, né quelli alti, né i militari, né i biondi, né la cavalletta, né gli altri che non abbiamo nominato, nessuno. Non deve più venire nessuno. Se vengono, li fulmini. Lo puoi fare perché hai la tua energia. Hai visto com'è stato facile mandare via questo qui? Te lo ricordi ora come si fa, vero? Sì. Bene. Bene.
Ora si sta meglio nel tuo contenitore. Dov'è il tuo spirito? È lì? No. E dov'è? È un po' più di lato. È di lato. Controlla benissimo. Controlla bene ora, eh? Può il tuo spirito parlare con l'altra parte dello spirito, con tutto lo spirito, e informare di questa cosa? Lo può fare? Sì. Perché non lo fa? Lo sta facendo. Bravo, così che tutti sappiano che c'è questa cosa, che tutti sappiano che si devono ribellare. Da questo istante tutti sapranno, perché tu glielo hai detto. Capisce l'altra parte di spirito? Si può avere questo contatto? Sì. Bene. Non è un contatto, è una comunicazione. Bene, è una comunicazione. È contento lo spirito di fare questo per noi? Sì. E per se stesso? Ora tutti sanno. Prima non sapevano tutti. No. Perché spirito non ha pensato da solo ad avvertire tutto lo spirito? Perché? Non c'era arrivato. Non c'era arrivato, eh? Gli devi dire tutto a questo spirito. Sì. Bene. Allora, ora, controlla che dentro questo contenitore non ci sia altro che non ci deve stare. Da lì lo vedi bene. Com'è la situazione? Bene. Non vedi nulla? Controlla bene. Diciamo che Cos'è quella cosa lì? dovrei fulminarla. Fallo. Più di 2 o 3 parti. Che cos'è? È un cosino piccolo, eh? Fallo. Fulminala. Così siamo puliti per davvero. 1, 2, 3. Ha smesso di funzionare. C'è qualcos'altro in giro? Ora potrai rifare il tuo esercizio di Simbad e mostrarti bene al tuo contenitore, alla tua mente e al tuo spirito, e potete parlare bene, ma potete parlare anche al di fuori del Simbad, ora e per sempre, uniti insieme, attaccati. Una cosa grande. Già, grande. Finalmente. Bravo. Ora io conterò fino a 10 e quando avrò contato fino a 10 il tuo corpo, la tua mente, la tua anima e il tuo spirito torneranno tutti insieme come mai sono stati prima, e quando avrò detto il numero 10 il tuo contenitore potrà riaprire gli occhi, e dicendo il tuo contenitore ora dico il tuo contenitore, la tua mente, la tua anima e il tuo spirito, perché siete tutti una cosa sola. Comincio a contare 1, 10, poi riaprire gli occhi.